Quattro governi per il Veneto. La regione deve rispondere a 4 esecutivi. Primo, il Veneto Serenissimo Governo. Secondo, l'autogoverno del popolo veneto presieduto da Loris Palmerini, che lo fondò nel 1999 insieme a Beppin Segato. Terzo, l'autogoverno del popolo veneto di Daniele Quaglia, finito sotto inchiesta a Treviso per la sua polizia veneta. Quarto, il governo italiano presieduto da Berlusconi, ma non conta perché, a giudizio unanime degli altri 3 governi, è illegittima autorità di una potenza occupante. Indipendentisti divisi, ma schierati contro Roma occupante, contraddizioni solo apparentemente banali. Nel dopoguerra fu la Liga Veneta il primo partito a parlare apertamente di indipendenza, ma poi rimase sempre fedele a Roma. Nel 1987 2 sostenitori dell'USI, Faccia e Contin, introdussero una novità nella strategia dei movimenti che gravitavano intorno alla questione veneta. Si strutturarono non come partito, ma come governo semiclandestino all'opera in un territorio sotto occupazione straniera. Erano il Veneto Serenissimo Governo e si proclamavano rappresentanti del popolo veneto ed eredi legittimi della Serenissima. L'8 maggio 1997 sfidarono armati di un tanco l'occupazione italiana occupando Piazza San Marco. Nel 1999 nacque l'autogoverno del popolo veneto, fondato dal padovano Loris Palmerini. La sua azione è strettamente legale, interna al quadro giuridico, fondata su ricorsi e pronunce della magistratura. Proprio questa impostazione ha condotto l'estate scorsa alla scissione, quando il presidente Daniele Quaglia e il ministro dell'interno Sergio Bortotto presentarono un documento che normava la polizia veneta, prevedendo pare anche la possibilità di armarla. Il Parlamento depose il presidente. Al suo posto fu nominato lo stesso Palmerini. Quaglia e Bortotto diedero vita ad un altro sito internet, pretendendo di essere loro il vero autogoverno del popolo veneto. Ed è questo autogoverno, con la sua polizia, l'unico al centro dell'inchiesta di Treviso. Il filo rosso che unisce tutti i movimenti è la contestazione del referendum truffa del 1866, oltre ovviamente agli ideali indipendentisti, che da allora non sono mutati di una virgola. Bene, benvenuti a Noi Veneto. Oggi parliamo di indipendentismo, un'aspirazione che attraversa storicamente il Veneto da secoli. Ne parliamo con i rappresentanti dei partiti di governo, parliamo del governo della Repubblica Italiana, ma anche delle varie forme di autogoverno. C'è un vero e proprio incrocio di stati che si autoproclamano e che in realtà l'autorità statale italiana considera con bonaria indulgenza, poche le inchieste quasi sempre finite in nulla, tranne quella storica sui Serenissimi. Resta comunque sul piano della riflessione questo profondo malessere del profondo nord. Vi presento i nostri ospiti: Massimo Bitonci, sindaco di Cittadella e parlamentare deputato della Lega Nord Liga Veneta, benvenuto. Buongiorno. Il professor Paolo Bernardini, storico, docente all'Università dell'Insubria, benvenuto professore. Grazie. Il signor Palmerini, Loris Palmerini, che avete visto citato anche nel servizio di apertura, presidente dell'autogoverno del popolo veneto. E ancora il professor Lodovico Pizzati, presidente del Partito Nacional Veneto. Il signor Valerio Serraglia, vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo.
un parlamentare della Repubblica Italiana, l'onorevole Fabio Gava del Popolo della Libertà. Benvenuto onorevole, si sente un po' solo da queste parti? Un po' solo, sì. Vabbè. E poi il sindaco di Mogliano Veneto, leghista, Giovanni Azzolini. Benvenuti a tutti. Allora, è una riflessione a cavallo tra storia e attualità, non può che essere così. Cominciamo da lei. Allora, signor Palmerini, l'autogoverno del popolo veneto, come nasce il vostro movimento? Sì, noi non siamo un movimento politico, un partito, noi chiediamo l'applicazione di quelle leggi che la Repubblica Italiana ha fatto, in particolare la legge costituzionale 340 del 71, che prevede espressamente il diritto di autogoverno del popolo veneto, che comprende il diritto di gestire il territorio e del 100% delle tasse trattenute sul territorio. Questa cosa praticamente riconosce ai veneti non solo lo status di popolo e quindi di nazione, ma anche un federalismo come quello di Bolzano o come quello della Sicilia, ma molto più forti addirittura. Sono leggi non applicate. Noi alla magistratura... Ma non basterebbe allora essere una regione a statuto speciale? No, queste leggi che noi già abbiamo riconoscono uno status ancora maggiore. Il problema è che in Italia le leggi semplicemente non si rispettano e questo è una cosa molto grave, perché vuol dire che c'è un rapporto di forza e non di uguaglianza dei cittadini che è in violazione dei diritti umani. Per esempio, il popolo veneto ha una sua lingua storicamente accertata, millenaria addirittura, e siamo gli unici che non vengono riconosciuti dallo Stato come minoranza linguistica. E nella commissione che studiò la legge della minoranza linguistica si disse: se riconosciamo la minoranza linguistica poi dopo dobbiamo dare l'autonomia fiscale. Quindi c'è un rapporto di colonizzazione rispetto ai veneti dello Stato italiano, e noi attraverso i tribunali abbiamo chiesto l'applicazione di queste norme e abbiamo una sentenza storica che già riconosce della magistratura che non è un territorio soggetto a giurisdizione italiana come una base americana. Professor Bernardini, la Scozia ce la sta facendo, sembra, sta tagliando un po' il filo di lana, avrà un referendum e potrà essere un'entità, uno Stato a parte. Il Veneto sembra preoccupare più della Scozia, però perché? La Scozia avrà un referendum molto probabilmente nel 2010 e in questo modo si scioglieranno i legami col Treaty of Union con la Gran Bretagna, che sono legami che sono stati stabiliti nel 1707. Quindi la Scozia non diventerà uno Stato indipendente, ma tornerà ad essere uno Stato indipendente. Per quanto riguarda la Venezia, naturalmente ci sono problemi maggiori. I problemi maggiori sono dovuti al fatto che per ora nella coscienza popolare dei veneti ancora questo è presente, non è presente, la possibilità di ritornare ad essere uno Stato indipendente. Ricordiamoci che la Serenissima ha 1100 anni di indipendenza. Non significa che una Venezia indipendente torni ad essere la Serenissima, però è molto importante, secondo me, sensibilizzare l'opinione pubblica veneta riguardo a tutti i benefici che la nascita di uno Stato indipendente avrebbe. Avrebbe un'immensità di benefici, perché ricordiamoci che la cintura Veneto-Lombardia è ancora la cintura più produttiva di tutta Europa, quindi pur in una situazione di crisi. È molto difficile naturalmente perché c'è stato un indottrinamento molto forte da parte della propaganda italiana centralistica durante gli ultimi 150 anni e quindi c'è una memoria storica dell'indipendenza che naturalmente è già finita storicamente da generazioni, perché la Serenissima termina nel 1797. È difficile ma non impossibile far recuperare. Quando ci sarà una coscienza chiara di tutti i benefici dell'indipendenza, penso che sarà abbastanza naturale che la Venezia,